Centro anch'io, centro anch'io. Amici e amiche, di nuovo bentrovati a Centro Anch'io, questa è la 60ª e ultima puntata di questa stagione. Vi portiamo anche oggi, per l'ultima volta in questa stagione, all'interno della Pinacoteca Tosio Martinengo. Questo dipinto è stato assegnato nel 2003 a Grammatica, pittore attivo a Roma ad inizio XVII secolo. L'artista dipinge l'opera nell'ultimo periodo della sua vita, particolarmente influenzato dal linguaggio caravaggesco che trapela nel gioco delle ombre e nei lineamenti di San Pietro incisi dalla vecchiaia. Particolare attenzione meritano le ali dell'angelo che invadono l'angolo sinistro del dipinto di un ammirevole spessore materico. Rieccoci ben ritrovati, je infreduli poer contadi, e questo l'ultimo nostro proverbio di Centro Anch'io, puntata interamente dedicata a un ospite d'onore, una colonna storica di Centro Anch'io, Tiziano Sbardolini. Tiziano Sbardolini. Grazie di chiamato. Sono passato proprio qui per caso e vi ho visto voi e sono contento. Guest star Tiziano Sbardolini, tu sei la nostra mascotte, porta fortuna di Centro Anch'io. Va bene, grazie. Come vanno le cose, Tizi? Così, dai, si diventa vecchi, non si ha più voglia di fare certe cose, si diventa sedentari, si va a casa presto la sera, 9 alle 10 di sera. Dipende quello. Sì, vabbè, dipende quello che c'è. Se non c'è niente, devi andare a casa. Caro Tiziano, la moglie ancora ti sopporta? La moglie mi sopporta, però quando sono in giro, sono fuori meglio ancora. È contenta, vero? Contentissima. Si rilassa? Per l'amor di Dio. Che bel giuino, Sì, di sempre di star fuori finché voglio, finché posso, finché voglio. Ah, e non ti fai qualche domanda su questo? No, niente. Lei è tranquilla, io sono felice e contento, siamo tutti e due contenti. Tiziano Sbardo, je infreduli poer contadi, che significa? Sì, che quando faceva freddo le campagne sono ferme, sono chiuse, non fanno niente e poi non riescono a ricavare qualche cosa dai terreni. Certo. Perché fa troppo freddo, però hanno le stalle, hanno le buche, le vacche, tutto hanno, allora stanno mica male anche loro, dai. Esperto contadino, ma tu hai fatto ancora il contadino? Mai fatto il contadino. Però sei informato. Così dai, per tutto. Ma un orticello, una piantina da coltivare? Neanche niente. Proccia parte. Ecco, bravo, io mi piace stare in città, mia figlia sta in campagna, sta a Lonato, è una bella villa così, ma io mi piace stare qui. Sai, c'è tanto terreno, ma il terreno ci vuole anche passione, ci vuole... Tempo, impegno, sudore, sacrificio, lavoro. Bravo. Mena in giro, Bravo, meglio andare in giro. Dobbiamo chiudere, Tiziano, questa è la nostra ultima puntata di questa stagione. Grazie di tutto. Dobbiamo fare anche ringraziamenti. Sì, grazie di tutto, grazie chi? a voi, grazie a Teletutto perché è una grande trasmissione, è una grande emittente diretta da Nunzia Vallini. La direttrice artistica è Maddalena Damini, bravissimo, bravo, dobbiamo sottolinearlo. Il nostro figlio, camera da letto, sì, bravo. Matrimoniale, Emanuele, lo salutiamo, Marco Marino per la pubblicità e tutti voi cari amici telespettatori. Perfetto. Ok. Sono stati in tanti, ci avete seguito davvero in tanti in questa stagione. Va benissimo. Sì. Grazie di tutto. Sì. Ci sono i bambini adesso, Sono i bambini? Sì. Va bene, ciao bambini, tutti bene? No, che? Ok. Vabbè, i ragazzini che devono imparare, devono capito, indovinare certo. le parole dialettali. Va benissimo, sarà un po' duro, però potranno. Insomma, ormai ci sono tutti l'italiano. Ma i nostri sono preparati. Grazie davvero a tutti, vi vogliamo bene, siete stati in tanti. Centro Anch'io per questa stagione si chiude qui, ma chi lo sa, se Dio vorrà, arriveremo con nuove puntate. Grazie a tutti, a presto, bambini, alla prossima, ciao. Salute cari. Ciao Andrea, che significa tenerama? Tenere in mano. Tenere in mano, tenerama, te ama che solske, ovvero tenerama significa Tenere in mano. risparmiare.